Ciao a tutti amici da Napoliello87 e Forza Napoli Est. Allora, parliamo del giorno dopo di Torino-Napoli. Allora, le cose che non vanno del nostro Napoli, quali sono? Vogliamo partire proprio dall'allenatore e i giocatori. Allora, secondo me c'è qualcosa che si è creato tra i giocatori propri, della squadra, la panchina, proprio tutta la rosa, e l'allenatore. C'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va secondo me fra Ancelotti e qualche giocatore. Così sembra, io spero di no, perché da come stiamo vedendo giocare gran parte dei giocatori vedo difficoltà, ma non vedo più i giocatori come giocavano una volta, perché abbiamo visto le prestazioni con il Gang, è mancato il centrocampo, ancora di più l'attacco che non ha fatto gol, ha fatto fatica, con il Cagliari uguale, 2 partite, 0 gol. Abbiamo fatto 2 gol con il Brescia, ma anche col Torino altri 0 gol. Ma ci scusate la partita con il Torino, vedo tu. 3 partite, 0 gol, 0 gol. Cosa significa? C'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va, no? Io spero che non sia qualcosa con Ancelotti, voglio che si sia rotto qualcosa con Ancelotti, che dei giocatori non vogliano più Ancelotti in panchina, perché questo fa sembrare. Allora, partiamo dalla squadra. La squadra, vabbè, a parte Meret, Di Lorenzo che si stanno comportando bene, Gulam non è più lui. Gulam da dopo che si è fatto male il crociato, fa fatica, non è più Gulam. E non capisco perché abbiamo altri 3 terzini e impiega Gulam quando c'è Mario Rui che è in forma, dovevi mettere Mario Rui. Ora non so se c'ha qualche problema pure Mario Rui, ma se c'avevi Mario Rui in panchina dovevi far giocare Mario Rui. Poi c'hai Malqui, c'hai Isai ovviamente è entrato dopo, si è fatto pure male, poveraccio. Gulam c'ha dei problemi che secondo me attualmente non lo farei giocare titolare. Piano piano lo inserirei per fargli riprendere gamba, quello sì. Però attualmente devi far giocare Di Lorenzo e Mario Rui se c'è Mario Rui. A difesa che devo dire, Luperto si è comportato bene anche sostituendo Koulibaly, perché insieme a Manolas ha giocato bene, non c'è niente da dire, perché la fase difensiva ha fatto bene, a parte la catena di sinistra, Guram, poi tutti bene, Di Lorenzo, Manolas e Luperto hanno fatto bene, insieme al portiere Meret, la difesa molto bene. Il centrocampo abbiamo problemi perché Zielinski non sta facendo più come prima, non sta giocando più come prima, non sta facendo le prestazioni che faceva una volta, A parte quei sprint che a volte ha che corre la palla a piede, però poi si ferma lì, si perde lì, non vediamo più le conclusioni verso la porta come le facevano. Non è più lui, sembra un Zielinski spento, anche lui. Allan, prestazione alternata, a volte gioca bene, a volte gioca male, anche lui. L'unico a centrocampo che sembra vivo è Fabian Ruiz, ora come ora, attualmente è Fabian Ruiz. Riguardo gli esterni offensivi, Callecjon quando gioca sempre, poi è stato messo in panchina, non so perché è stato messo in panchina, questo me lo deve spiegare Ancelotti, non capisco. Poi ha fatto giocare al posto di Callecjon, che ha fatto giocare, perché ora faccio Lozano. Da Lozano mi aspetto di più, è vero che è arrivato ora, però nella partita col Torino inesistente, con il Gang uguale, un'altra prova sotto le sue aspettative, mi aspetto di più anche da Lozano. Mertens che è in straforma, ma da solo non può far tutto, ma anche in queste ultime partite anche Mertens l'ho visto spento, ma appunto proprio su questo voglio arrivare, che se Mertens non segna non segna nessuno, è questo che non ho capito. Se non va col Ciro non segna nessuno, perché questo mi sembra il Napoli, fa fatica a fare gol il Napoli, ultimamente fa fatica a fare gol. Nelle prime partite siamo partiti che abbiamo fatto gol a razzo, 4 gol alla Fiorentina, 4 gol alla Juventus, segnavamo a raffica, 2 al Brescia appunto. Alla Sampdoria mi sembra, ora se non vado errato, sì, abbiamo fatto gol anche alla Sampdoria. Ora si è capovolta la situazione. La difesa si comporta bene, che subiva tanti gol all'inizio, tipo 9 in 3 partite, e ora la difesa non piglia gol e l'attacco non fa gol. Si è girata la frittata,
Mentre la cosa deve essere equilibrata, ci deve essere un equilibrio. Io mi ricordo Sarri, la squadra era molto equilibrata sia in fase offensiva che difensiva. Non voglio dare tutte le colpe ad Ancelotti, ma qualcosa c'è sotto, aiuto. Ne sono sicuro, qualcosa c'è tra i giocatori ed Ancelotti, perché mi sembra strano tutto sto baradam, sto casino, la squadra che non gioca più come prima perché non c'è gioco. Quel Torino abbiamo visto non hanno giocato, sembrava il Torino che voleva andare a prendere sta vittoria, mentre dobbiamo essere noi a prendere questi 3 punti e vincere la partita. Milik e Llorente. Milik non ha giocato proprio, non abbiamo visto proprio nemmeno i 5 minuti sta partita. Ma valla a sapere. C'è fiducia sì o no? Pure Milik per dare fiducia. Anche Milik, ma è sicuro che Ancelotti voleva puntare su Milik come ha detto a inizio campionato? Punteremo su Milik. A me non mi sembra proprio, perché non sta giocando per niente. Chi date? Llorente è entrato, si è mangiato il gol pure Llorente. Non solo Milik se li mangia, ma se li mangia anche Llorente. E come dico sempre, ci serve un attaccante che butta la palla dentro, perché se non la butta dentro Mertens, chi la butta dentro, ci va chi in gambe e la buttio dentro. Che se è nata cosa, voglio che non va. Un'altra cosa che non va, specialmente la fase offensiva, come ho detto, che non va. Insigne ha lasciato fuori rosa qualche partita prima. Ora ha giocato ma poco, mi sembra. Voglio. A dove il Napoli secondo me deve far giocare come titolari. Secondo me il Napoli, la squadra titolare deve essere Meret, Koulibaly, Manolas, Di Lorenzo e Mario Rui. Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra. I centrocampisti, vabbè, io giocherei col 4-4-2 ovviamente, centrocampisti metterei Fabio Ruiz all'An, Zielinski da una parte e Insigne dall'altra parte, oppure no, Zielinski da una parte e Callecon dall'altra parte, poi fa giocare Insigne e Milik con Mertens. Capite? Cioè alterna pure un po' l'attacco di Milik, secondo me alterna un po' Insigne, Mertens e Callecon, li fai girare, e Zielinski, questi 4 fai girare, ma Milik deve assolutamente giocare. Poi subentra Llorente, qualche volta Milik, ma deve partire, la punta deve giocare, perché a noi ci serve la punta che ritrova condizione, la punta deve far gol, a noi che ci sta mancando. E ci serve che Milik ritrova condizione, deve giocare e deve fare gol. Se poi non lo fai giocare, se poi quando lo subentra non fa gol, alla fine non ci siamo. Alla fine non ci siamo. Perché anche Llorente si è mangiato i gol. Deve giocare, la punta deve avere continuità, deve giocare, si deve riprendere. È quello. Se poi Milik arriva fino a gennaio e non senti a me in coppa mercato De Lorenzo deve andare sul mercato, non noi, perché noi massimo possiamo andare al mercato la domenica a comprare qualche vestito, a mangiarci un panino, ma deve andare De Laurentiis sul mercato e deve intervenire per piano attaccante. Voleva pigliare i cardi, se volevi pigliare i cardi, caro De Laurentiis, dice questa lì, perché a quel punto se non prendevi i cardi potevi andare a prendere un certo Immobile, un certo Belotti, magari Belotti tu fanno proprio cifre esagerate, Immobile non lo so, ma con quei soldi ci potevi andare, perché 80 milioni per i cardi, capace Cairo Belotti tu sbatte un faccia. Attualmente vi dico, uno come Immobile, uno come Belotti, ci farebbe comodissimo, non comodissimo, non come Coutinho da Sanzeretto, ma ci farebbe proprio comodo, sarebbe un pane per il gioco del Napoli, secondo me. Poi siamo contati al centrocampo, 4 centrocampisti, Elmas, a parte gli esterni che possono giocare Calleconi, Insigne, possono giocare centrocampisti esterni come Zielinski, comunque siamo contati, sono quelli centrocampisti, Elmas, Zielinski, Allan e Fabio Ruiz. Un altro centrocampista vuoi appia perché ci serve un altro centrocampista centrale. A parte un attaccante, se non si riesce a fare gol devi prenderlo, devi mandare via Milik a malincuore, ma diamo fiducia a Milik, fallo giocare, fai giocare Milik perché ha da fare gol e ha da trovare continuità, perché sappiamo che Milik ce l'ha le potenzialità per far bene e deve giocare, deve trovare continuità. Deve giocare Milik, alternarsi ogni tanto con Llorente, però deve partire Milik titolare. Poi se Milik non va bene, allora a gennaio win, però fa giocare Milik. Poi ci serve un centrocampista appunto, come ho detto, perché solo 4 con 3 competizioni in gioco
fa fatica un Napoli, fa fatica, perché anche gli esterni li puoi usare sì in avanti, ma a centrocampo come vediamo Insigne non è proprio, non è proprio il suo ruolo, non sa esprimere il meglio quando lo metti esterno di centrocampo. Secondo me deve giocare in fase offensiva, così come Mertens, così come Milik, così come Llorente, Lozano devono giocare offensivi. La rosa c'è abbondanza, c'è in abbondanza, ce l'abbiamo in giocatori per ogni reparto. Io direi solo di acquistare un altro centrocampista in più e un attaccante proprio se non segnano, se comincia a segnare Milik e anche Llorente, se gli dai continuità e segna ovviamente Milik, ci manca solo un altro centrocampista e stiamo a posto a gennaio. Non possiamo più sbagliare. 3 partite già abbiamo buttato punti in 2 CES, 2 punti col Torino, 3 punti con il Cagliari e la sconfitta vabbè con la Juve ci sta. Con la Juve non la condanno perché magari ci sta, con la Juve a Torino si può perdere, una squadra come la Juve ci sta, ma con il Cagliari sono 3 punti che hanno buttato in 2 cesso veramente, con Brescia c'è aiuto di lusso, col Gang vabbè quella è Champions League, ma parliamo del campionato con il BIP si chiama la squadra, con Torino. Con Torino devi vincere, anche se gioca a Torino. Ci ha vinto Wolverhampton in Europa League, è vero che l'Europa te l'ha dato Steam, però con Torino dovevi vincere, erano altri 2 punti in più. Abbiamo perso in queste 2 partite, siamo solo alla 7ª giornata e in 2 partite abbiamo perso 5 punti. Con Torino 2 e 3 con il Cagliari, voglio. Non possiamo permetterci proprio più di sbagliare, voglio. Non mi accontento di un secondo posto, come ha detto Ancelotti, caccia i coglioni, ce l'ho. Cacciate i coglioni tutti quanti, tutti i giocatori a vincere. Da oggi in poi dobbiamo vincere, dalla prossima dobbiamo vincere. Voglio un filotto almeno di 11-12 partite di fila che vincimmo. Voglio. Niente, non voglio scuse, quello e quell'altro. Fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, lasciate tanti like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto venite sotto il video di Napoliello87 ed iscrivetevi al canale. Buona serata a tutti amici da Napoliello87 e Forza Naples.